Pensiamo che ci siano dei varchi nella legge che ci permettono di fare dei ragionamenti e di non essere così coercitivi. Oggi la legge vista senza approfondimenti dice chiaramente che se un bimbo non è vaccinato non può essere iscritto alle scuole dell'infanzia. Noi pensiamo che ci possano essere degli spazi per fare dei ragionamenti. La Regione Veneto va avanti per la sua strada contro la legge sull'obbligatorietà delle vaccinazioni. Il governatore Zaia, nell'annunciare la richiesta di sospensiva davanti alla Corte Costituzionale, ricorda come la sua sia l'unica regione ad aver presentato ricorso, ma si spinge oltre, spiegando di aver incaricato i suoi uffici di effettuare approfondimenti tecnico-giuridici per poter emanare già nei prossimi giorni un provvedimento che interpreti la legge in modo da essere meno coercitivi. Intanto mancano 2 settimane alla prima campanella e per i genitori è una corsa contro il tempo. Da una parte coloro che devono far vaccinare i propri figli, dall'altra le famiglie che hanno già provveduto e che ora devono presentare la documentazione richiesta. La Regione ha inviato alle scuole, già da tempo, l'indicazione di mandare ai servizi di igiene pubblica un elenco dei bambini iscritti. Adesso sta prendendo un software che ci consente di legare questi elenchi con gli elenchi vaccinali. Dati incrociati dunque che faciliteranno il lavoro di presidi e genitori. Discorso diverso per chi non è stato ancora vaccinato. Nel caso non sia possibile sottoporre il bambino alla profilassi, il genitore dovrà presentare certificato medico. Chi invece è in attesa di vaccinazione Possono essere iscritti solo se, consegnando la richiesta formale di vaccinazione a noi.